Eccoci nuovamente a una lezione, non so, questa è la terza, la quarta, poi dopo le numererò. Adesso parlerò di un altro grande problema che abbiamo nella lingua napoletana, che è il raddoppiamento fonosintattico. Che significa raddoppiamento? Perché si raddoppia un suono fono, sintattico significa relativo alla sintassi. La sintassi è quella parte della grammatica che si occupa della costruzione delle frasi. Nella costruzione delle frasi di tantissime parlate, oppure dialetti, oppure lingue italiane, noi mentre parliamo, mentre costruiamo le frasi, raddoppiamo delle consonanti iniziali. Quello è il famoso raddoppiamento fonosintattico. Vi faccio l'esempio, ho preparato questo scritto, con la famosa frase vado a casa. Noi la parola casa, noi diciamo vado a casa, ci mettiamo due C. Mentre invece quando diciamo che bella casa, facciamo una C, che bella casa, non diciamo che bella casa. Così come diciamo vado a casa e non diciamo vado a casa. Anche in napoletano accade questo meccanismo. Dice, perché accade? Perché appunto è un meccanismo fonetico del suono della nostra lingua e dei nostri dialetti che lo vuole. Ma perché accade? Sembra che i motivi siano di più di quelli che sono riuscito a scoprire. Beh, ce ne sta uno curioso che ve lo voglio raccontare. In napoletano si dice vengo cu te, per dire vengo con te. Noi in quel momento stiamo il nostro corpo sta ancora parlando latino, la nostra lingua sta ancora articolando latino. Noi stiamo in effetti dicendo vengo cum te. E invece poi la M scompare e appare una doppia T. Invece di dire cum te, cum te, cum te, vedete che è cacofonica, cioè non solo è brutto a sentire, ma anche è brutto a difficile, è difficile da dire cum te, cum te, cum te, cum te. Dopo un po' si è messa da parte questa benedetta M e si è raddoppiato la T, perché la spinta del fiato vuole che là ci sia comunque quel suono, cum te, cum te, cum te. Toglie questa M e diventa vengo cutte, 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 no cutte, cutte, vedete? Raddoppiata la T. Per cui, però ovviamente qualcuno dice ma bisogna scriverlo o non bisogna scriverlo, cioè devo scrivere cutte con due T o cutte una sola. Qua arriviamo un'altra volta diciamo così, alle regole della lingua italiana. La lingua italiana, quando i nostri padri della lingua italiana si sono ritrovati con questo problema e hanno parlato a lungo come lo risolviamo, dobbiamo scrivere ogni volta che noi troviamo una doppia consonante, io è Carlo, oh Carlo vieni qua, Carlo una sola, io è Carlo ce ne dovrei mettere due perché sarebbe io et Carlo. E che si fa? Che si fa? Che si fa? Se ne mette uno, se ne mette due, è deciso di metterne una sola. Anche perché se una persona che non conosce la parola Carlo apre un dizionario, va a vedere sotto Carlo e trova Carlo, ma se la trova scritta doppia, dovrebbe anche andare sotto per trovarla doppia questa Carlo, perché praticamente ci ritroviamo, tanto per essere pratici, con un dizionario che è il doppio, ritroveremo con un dizionario che sarebbe grande il doppio di uno normale, perché ogni parola sarebbe raddoppiata, il che non è. Ma non solo, anche perché poi in ogni zona d'Italia ci stanno zone che rispettano questo raddoppiamento e zone che no. Per esempio Arezzo si dice io vado a casa, non dicono vado a casa, vado a casa, una sola. Per cui i padri dicono no, si scrive sempre una e chi vuole la pronuncia anche due. Punto, fine. Con il napoletano c'è ancora qualcuno che battibecca, ma diciamo è una minima, sarà il 5%, ma forse anche l'1% dei poeti e degli studiosi ce ne mette una sola. Ma quando è obbligatorio invece scriverla doppia? È obbligatorio scriverla doppia quando ha un doppio significato. Se la mettiamo scempia, cioè una sola, ha un significato, se la mettiamo doppia ha un altro significato. Questo accade con le parole neutre, che una volta erano neutre, che non erano né maschi né femmine praticamente, che
Una è quando si fa riferimento a qualcosa di ben definito. Due, quando invece è generale. Per esempio, vuoi il maglione rosso o il verde? Voglio o russo. Si sta dicendo quello, voglio russo. Mentre o russo con due è quando si fa riferimento al colore rosso in generale, o verde, o giallo. Voglio giallo, voglio verde, voglio blu. Capito? Ne mettiamo due quando è generico, invece ne mettiamo uno quando è ben definito. La stessa cosa è con i verbi, quando si fa riferimento a qualcosa di ben definito, oveka, cioè lo vedo, mi sto riferendo a una persona, oveka, oveka. Mentre invece quando sto guardando qualcosa di generale, oveka, osaccia, osaccia, ovretta, ovretta. Per cui quando è ben definito una, quando è generico doppia. Lo stesso è con i pronomi personali. Chi stia maglione mia, e chi stia mia, chi stia mia, questo è il mio, chi stia mia, quando mi riferisco a qualcosa di ben definito. Invece che stia mia, doppia, quando è generale, sto dicendo cose in generale, è un mia, è il mio in generale, non il mio in particolare. Poi la doppia consonante iniziale anche per, vi ricordate prima quando vi parlavo della vocale finale? Sia il maschile che il femminile hanno tipo napolitana, no? Per dire i napoletani si scriverebbe sempre napolitane. Per differenziare il plurale maschile e il plurale femminile si mette la doppia, perché noi infatti diciamo quelli sono napoletani, chi sono napolitana. Invece quelle sono napoletane, quelle sono napolitane, e femmine napolitane e napolitane, gli uomini napoletani e napolitane, e napolitana e napolitane, per cui va sempre messo per differenziare. E per finire, quando ci ritroviamo con parole che al maschile hanno un significato e al femminile hanno un altro significato. In questo caso, per esempio, i seggi elettorali, i segge, invece e segge le sedie. Per cui in napoletano se non metti quella S non si capisce se ti stai facendo riferimento a quello o a quell'altro. Poi quando è obbligatorio la doppia, quando la parola italiana, in questo caso innamorato, ha perso la vocale iniziale in napoletano. Per cui o innamorata va scritto con due N assolutamente. E poi quando c'è sta una differenza che la stessa parola quando riceve una preposizione semplice, la preposizione semplice in. In questo caso, per esempio, quando io vado in una bottega dico dammi mezzo litro di vino, dammi mezzo litro di vino. Mezzo si mette con una M, no? Dammi mezzo litro, fin qua. Invece quando io voglio dire nel panino mettici in mezzo un po' di mortadella, mettici a mezzo un po' di mortadella. Per cui miez con due M, che significa in mezzo, soggiuta in paradiso, praticamente sarebbe in, la I cade, la N diventa M, perché in napoletano si trasforma in M, e la M va accostata, perché miez significa in mezzo, paradiso significa in paradiso, corpo significa in corpo, e così via. E per finire gli avverbi qua e là. In italiano la si fa, in napoletano rimarrebbe uguale, però in effetti in napoletano qua abbiamo una particolarità, ci sono molte parole napoletane che hanno la doppia consonante per loro natura, nel senso che noi sempre, dovunque le mettiamo nella costruzione della frase, le pronunciamo doppie. Per cui tipo l'ora, orrau, a chiesa bella, la L apostrofata dell'articolo, l'om, l'uom, noi diciamo sempre l, infatti molti studiosi mettono la doppia L. E come in questo caso la cosa giusta sarebbe fare la. Chi invece non vuole mettere, poi c'è qualcuno che sbaglia o che esagera o che non conosce questa cosa, praticamente mette due segni che distinguono, mette sia l'accento che la doppia L, ma sinceramente è inutile, o ne metti una o metti la doppia consonante o la metti accentata. Entrambe queste non significano, cioè non serve, è un di più. E la stessa cosa, questo K che è stata coniata sul modello dell'A e poi K
senza K, però qualcuno la mette anche con l'accento. Per linea di massima le cose più corrette sarebbero queste o queste qua, scegliete voi. Ma io penso di essere stato abbastanza chiaro, se casomai qualcuno ha qualche problema mi scriva e cercherò di aiutarlo a risolverlo. Buona giornata e ci vediamo a più presto con un altro problema sulla ortografia napoletana.